accamparsi per la celebrazione del vostro matrimonio. Bene, vi darò lettura di quelli che sono gli articoli del nostro codice civile. Articolo 143, articolo 144 e il 147 del nostro codice. Il 143 prevede e dice, recita, i diritti e i doveri reciproci dei coniugi. E così dice, con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi ed assumono come gli medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale, deriva l'obbligo reciproco all'assistenza materiale, deriva l'obbligo reciproco alla collaborazione di quello che si chiama l'interesse della famiglia, deriva anche l'obbligo reciproco della coabitazione. Entrambi i coniugi, il marito e la moglie, sono ciascuno in relazione alle proprie sostanze, ciascuno in relazione alla propria capacità di lavoro a contribuire ai bisogni della famiglia. L'articolo 144 è il secondo che ho il dovere di leggere, un po' burocratico, insieme devo andare a vivere, e lo dice così, ci mancherebbe anche altro. L'indirizzo della vita familiare e della residenza della famiglia. I coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e secondo le esigenze preminenti della famiglia stessa. Ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo che hanno concordato. L'ultimo articolo, poi faremo questa magica e romantica reforma. Parla però solo di doveri, che probabilmente sono i più belli e sono quelli che vi auguro svolgere, che hanno già svolto i vostri genitori, che sono i doveri verso i figli. E così dice: il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, l'obbligo di istruire e l'obbligo di educare la prole, ovvero i figli, tenendo conto però di quelle che potranno essere le loro capacità, tenendo conto di quelle che saranno le loro inclinazioni naturali, ovvero i talenti che possono avere, e soprattutto tenendo conto di quelle che saranno le loro aspirazioni, ovvero i loro sogni. Detto questo, adesso arriva la magica domanda che comincerà a fare per bella. Dichiara Rocco Davide di voler prendere in moglie la qui presente Rocchesso Giada? Sì, tocca a te adesso, Giada. Dichiara Rocchesso Giada di voler prendere in marito il qui presente Rocco Davide? Sì, lo voglio. Dopo questo sì, devo chiedere, i testimoni hanno sentito? Gli amici, i parenti convenuti hanno sentito? Sì. Dopo questo corale sì, in nome della legge, io Giovanni Azzolini, ufficiale nonché sindaco della città di Mogliano Veneto, dopo questo sì, dichiaro in nome della legge italiana Davide e Giada ufficialmente uniti in matrimonio.